La politica è confusione, spesso e volentieri per il classico fumo negli occhi all'opinione pubblica, ma mai come in questo momento le idee sembrano davvero girare a vuoto. Prendiamo il centrodestra. Sabato la manifestazione congiunta di Fratelli d'Italia e Lega a Venezia ha messo insieme due anime molto diverse e all'apparenza inconciliabili. Ma c'è da difendere un governo regionale il 10 maggio, apparentemente inattaccabile prima che Tosi alzasse la voce. Il segretario regionale del Carroccio, anche sindaco di Verona, non costituisce però la sorpresa dell'ultimo momento, bensì la conferma che non tutti i leghisti stanno dalla parte di Luca Zaia. A ribadirlo ulteriormente alleanze che cambiano a seconda delle latitudini. Così, per sostenere la rielezione dell'attuale reggente di Palazzo Balbi a Venezia, Berlusconi decide di mettersi con Salvini contro Tosi e Nuovo Centrodestra, mentre in Campania, a sostenere Caldoro, si riabbracciano le due anime forzitaliste divise a Roma. Insomma, ancora una volta le poltrone sopra a tutto, e chi applaude è il centro-sinistra, la cui non proprio ugualmente figura esaltante finisce per stagliarsi come quella di un autentico gigante. Alla fine chi lo fa fare al cittadino di andare ancora a votare per gli uni o per gli altri?